Nord, nord. Vai. Io sono Nali Vettorello, sono un'operatrice della cooperativa Una Casa per l'Uomo e mi occupo di formazione ma anche mediazione linguistico culturale e nonché anche di insegnamento dell'italiano agli stranieri e dell'arabo a tutti quelli che hanno voglia di impararlo. Io sono Chiara Bonaldo e sono la responsabile del progetto di accoglienza dei richiedenti asilo e coordinatrice dell'equipe. Lavoro a questo progetto fin dall'inizio, quindi da marzo 2014. La cooperativa Una Casa per l'Uomo lavora da più di 20 anni nell'ambito dell'immigrazione. Dal 2014, vista l'emergenza dei profughi che giungevano nelle coste italiane, la cooperativa ha deciso di accettare questa nuova sfida e quindi di accogliere i richiedenti asilo a partire dalle case di proprietà della cooperativa. Ad oggi accogliamo 24 persone e in tutto dall'inizio, quindi da marzo 2014, abbiamo accolto circa 50 persone di diverse nazionalità. Scelta di accoglienza diffusa sul territorio, quindi non una concentrazione di grandi numeri di persone, ma piuttosto accoglienza in appartamenti e case in piccoli gruppi. I ragazzi sono diciamo molto autonomi, anche se seguiti da noi costantemente, da una staff di operatori che sono educatori, appunto mediatori culturali o anche chi fa servizio civile. La giornata viene occupata principalmente dallo studio della lingua e quindi anche dalla conoscenza della cultura, della nostra cultura e tantissimo anche per chi ha la possibilità di poter lavorare, quindi delle persone che hanno già un permesso di 6 mesi in Italia. La giornata viene occupata anche per la ricerca del lavoro, di orientamento anche al lavoro e quindi in questo senso si danno molto da fare. Allora, una persona che richiede l'asilo in Italia ma anche in tutta Europa normalmente ha un tempo di 6 mesi quando arriva chiede solitamente subito l'asilo e poi entro i 6 mesi dovrebbe andare a presentarsi in commissione. Questo non è avvenuto per quelli che sono arrivati nel 2014, ma ci sono stati tempi un po' più lunghi. Adesso, grazie all'istituzione di altre commissioni territoriali, i tempi si sono ridotti e quindi c'è una maggior sveltezza nella burocrazia e quindi anche più svelti anche sono nell'orientarsi anche le persone che sono qua e cercano di capire come muoversi. Una difficoltà a livello sociale sicuramente le voci che urlano contro queste persone non fanno del bene alla società, non solo ai richiedenti asilo ma tutta la società, nel senso si fa prendere troppa paura per una cosa che potrebbe essere gestita con più serenità e con più respiro. Qual è secondo voi la ricetta della cooperazione? Beh, in 2 parole, prendersi carico del lavoro come se fossimo noi, insomma, prendere cura, questo penso che sia il riassunto. Le modalità di
di approccio ai servizi che si offrono, che sono appunto diversi da quelli di un'azienda e che tengono conto degli aspetti umani e che sono proprio calati sul territorio e che quindi sono in grado anche di raccogliere le esigenze delle persone e di raggiungerle più da vicino.